Buongiorno piccini e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi siamo in un vlog particolare. Come qualcuno sa, io sono napoletano, però vivo al nord e ho quasi 19 anni e non ho mai visto Napoli. Oggi per la prima volta lo farò. Vedrò Napoli da napoletano. Quindi sicuramente mi piacerà. Si dice vedi Napoli e poi muori, già sto influenzato, quindi a posto. E niente, adesso andiamo a Napoli. Allora, dopo un lungo viaggio in macchina, tra traffico e cose varie, siamo giunti a Napoli. Abbiamo parcheggiato la macchina e abbiamo iniziato la nostra avventura. Mi è sembrato tutto molto carino, già dall'inizio. D'altronde una grande città come Napoli stupisce sempre, soprattutto al primo impatto. Ovviamente prima volta a Napoli, appena arrivati e dove andiamo? Da Bershka. Eh sì, perché mia sorella voleva andarci e vabbè, ci sta. Solo che siamo stati una marea di tempo perché c'era davvero tanta gente. Dopo un'ora finalmente siamo usciti e visto che siamo già arrivati tardi ed era oramai ora di cena, abbiamo deciso di andare in questa piccola pizzeria, la Sorbillo. L'attesa devo dire non è stata lunghissima, mi aspettavo peggio. Abbiamo ordinato tutti una bella pizza fritta, io con pomodoro, provola e ricotta. Certo non è solito da me, perché io la volevo con le patatine ma purtroppo non le avevano. Intanto mia mamma si stava mangiando una granita. Dopo averci strafogato di pizza fritta era il momento anche di smaltirla e quindi siamo andati ai quartieri spagnoli. Volevamo arrivare a vedere il murales di Maradona e che salita che ci è voluta per arrivarci, però posso dire che ne è valsa la pena, era gigantesco. E poi c'erano anche varie bancarelle, ovviamente tutte di Maradona, e già che c'ero ho fatto anche un TikTok con la canzone perfetta. Scenderà coppe quartiere. E dopo Bershka, dopo la pizza fritta e dopo Maradona, era finalmente il grande momento. Il mio sogno si era realizzato. Girare il videoclip di Tamburriata a Margellina. Che ok, scusatemi napoletani se dico Margellina, lo so che si dice Mergellina, ma non so perché nella canzone, che non ho scritto io, dice Margellina, allora mi viene da dirlo così, sorry. Però ci siamo divertiti un sacco a girarlo. La ragazza a cui tiravo per i capelli rideva e allora faceva ridere tutti. Però è stato bello, divertente ed emozionante, perché è sempre stato un mio sogno nel cassetto poter girare questo videoclip. Però abitando al nord e non andando mai a Napoli, non pensavo potessi mai un giorno poterlo fare. Ma quando mia mamma mi disse che saremmo andati a Margellina, i miei occhi sono diventati a cuore. Dopo aver girato il videoclip, sempre a Margellina, lì vicino, siamo andati a mangiarci una bella grappa piena di zucchero. Bella, morbida e gustosa, da Chalet Ciro. Poi era ormai quasi mezzanotte e allora ci siamo salutati e siamo tornati a casa e siamo andati a dormire. Grazie di aver guardato questo video, ciao piccini! Mua!